Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre. Le squadre olandesi che hanno ucciso i giovani e il Milan dalla Champions League. Si potrebbe dire che ora in Italia c'è una sola squadra. È l'Inter, giusto? Dov'è il Milan? Nono, posizione in classifica, NDR. Ho festeggiato? No. Ma sono sempre contento quando le squadre olandesi avanzano, perché è importante per il nostro calcio. Champions League. Chi vincerà la Champions League? Secondo me, il Real Madrid. L'Inter? No, non l'Inter. Possono arrivare in finale, ma è difficile. Il pallone d'oro fallito. Ai miei tempi, Messi e Ronaldo dovevano sempre vincere. Per me, non è giusto. Quando decidiamo, come giocatori e allenatori, che questa è la cosa giusta da fare. Chi lo decide? Chi lo decide? In Francia, giusto? Come lo chiamano France Football NDR? Sai, se parliamo del miglior giocatore del mondo, è sempre Messi o Cristiano. Allora, però, avevamo vinto la Champions League, avevamo vinto tutto in Italia, e poi sono arrivato in finale del Mondiale NDR. Per me, c'è più valore quando vinci qualcosa con la squadra, con tutta la squadra. E quindi, per me, è importante che oggi, nel 2025, la gente dica ancora che avrei dovuto vincere nel 2010. Per me, è più bello, è più importante. Guarda, mi ricordo, vedi come sono vestito? Bisogna andarci in smoking, no? Quando ho capito che eravamo tutti e tre sinistra, sono uscito, mi sono cambiato nel pomeriggio. Volevo tornare a casa, ma mi hanno detto che dovevo restare lì. La trattativa per arrivare all'Inter. Ricordo che Mourinho mi chiamò. Disse, sono José Mourinho, l'allenatore dell'Inter. Ci serve solo una posizione, il numero 10, e quando lo portiamo qui, possiamo vincere tutto. Gli risposi che tutti gli allenatori dicono così, di lasciar perdere. Non volevo lasciare il Real Madrid. Perché il primo anno è stato fantastico, poi è arrivato il secondo anno. Gli dissi che volevo restare, ma lui mi chiamava tutti i giorni, per 2 settimane. Poi ho parlato con la mia famiglia, con i miei procuratori. Abbiamo deciso di andare lì. Il giorno dopo ho giocato il classico e abbiamo vinto 4-0 contro il Milan. Conoscevo il Milan? Sì, certo, ma non quanto la squadra. Solo Mourinho mi ha convinto. C'era qualche giocatore dell'Inter che conoscevo già? Kivu, perché ho giocato con lui all'Ajax e poi ci ho parlato subito. Poi eravamo insieme, io e lui nella stessa stanza alla Pinetina. Alla fine, ero molto contento di essere lì. L'arrivo all'Inter. Tutti i giocatori mi hanno aiutato molto fin dall'inizio, come Zanetti, Cambiasso, Stankovic e Eto'o. Ma tutti, anche Stankovic. Ho sentito subito che una squadra. E poi, dopo 2, 3, 4, 5 partite, ho capito subito che mancava solo il numero 10, perché tutta la squadra era pronta a vincere tutto. Al mio esordio nel derby non ho segnato, ma abbiamo vinto 0-4. Bello. San Siro è uno degli stadi più belli del mondo. Zanetti era capitano dentro e fuori dal campo. L'ho visto anche al Real Madrid con Raul. Sono 2 giocatori molto simili, ma stiamo parlando di Zanetti. Quando dovevamo correre in allenamento, era sempre il primo a calciare. Poi, quando c'era un problema in squadra con i fisioterapisti, quando parlavo con Zanetti, mi aiutava subito. Non era capitano solo in campo, ma anche nello spogliatoio. Era molto importante per noi. Il clan argentino? No. Ma è sempre così, sai che quando siamo con gli olandesi ci riuniamo. E voi italiani fate lo stesso, no? E lo fanno anche loro. Dopo, facevamo sempre grigliate con gli argentini e Zanetti. Sa cucinare. È il capitano numero 1, sì. Inter oggi. Mi piace e mi piace anche Inzaghi. Certo, segna tanti gol e ne subisce pochi perché giocano sempre un po' più arretrati e sempre con 3 difensori in mezzo. De Vrij sta ancora giocando e sta giocando bene. Poi c'è Dumfries. In Olanda sono molto contenti di lui.
L'Inter può vincere la Champions League? Secondo me no, perché c'è sempre il Real Madrid. Anche il Barcellona sta facendo molto bene quest'anno. Secondo me, il Real Madrid ha iniziato questa stagione molto male, ma ora è in un ottimo momento. Cosa ne pensate, fan? Lasciate il vostro mi piace e iscriviti al canale. Forza Napoli!